artisti. No, poi la chiamiamo la Loretta. Dora, vieni qua vicino a noi. Allora, gentilmente ci siamo offesi perché tu non sei andato ad accompagnare. Allora abbiamo sulla mia sinistra reduce da un grandissimo CD, secondo me uno dei più belli che ha fatto da quando fa l'artista, Antoine. Applauso. Facete un applauso, grazie, tra poco buonasera, visto tutti. Sulla mia destra colui che non invecchia mai, è proprio un violino. È proprio un violino. Ma Molto bello. stiamo lavorando. Franco Miraggio. Grazie. E io direi di far sedere Dora. Sì. Preparati qualche domanda. Io Dora, sarei curioso anche di sentire la voce di Dora. Sì, dopo lo facciamo ascoltare sicuramente. No, vabbè, perché lei parla poco, ma comunque parla. voglio dire. Perché vai tu la parte da Leone. Allora, no, non è un problema di fare la parte del leone, è un problema di tempo, solo Ah, di tempo. Però adesso abbiamo tutto il tempo a disposizione, Perfetto. siamo tutti vostri. Questa trasmissione, va bene? No, questo è il terzo tempo. Senti, Antoine, Dimmi caro. hai ultimato il tuo LP Sì. da poco tempo, vogliamo dire un pochettino chi ha collaborato con te? Sì, questo disco si chiama Ritmo e Amore, che è un disco prodotto dalla Sette Note Roma e distribuito a Napoli dalla Zeus Record, arrangiato da Enzo Rossi e Gianni Cuciniello, ed è un disco tutto in napoletano, questo è da precisare perché io sono un cantante napoletano, e quindi è un disco che racconta delle storie d'amore, di attualità, delle storie comunque comuni a tutti. Io volevo farti i complimenti perché tu hai Grazie. toccato, ci sta una canzone nel CD nuovo, Storia di una lacrima, sì, storia di una lacrima. hai toccato un tasto molto molto bello. Grazie per il complimento, questo è un grande autore, quindi No, è bello sentire il complimento. A parte il video che è stupendo, secondo me ideato proprio in modo fantastico, Sì. poi per l'argomento proprio come è stato detto, che Sì. parla diciamo di un problema purtroppo sociale che è lo stupro. È vero, quindi la violenza, La violenza sulle donne, quindi, che è purtroppo di grande attualità, Bello, molto bello. ed è una storia tra l'altro realmente accaduta, che io ho raccontato in questa canzone che ha scritto Maurizio Palumbo, che è una persona che scrive poche canzoni, La scrive, bravo, scrive, Scrive- poi è anche scrive le cose. un grandissimo regista a fare. diciamo che lui, la sua cosa, la sua grande passione, la sua professione è fare video, quindi è un regista televisivo, Un bacione però forte a Maurizio. un abbraccio a Maurizio. Però quando scrivo qualcosa lo scrivo con il sentimento, come da adesso fai tu, vuol dire tutti quelli che fanno qualsiasi professione, lo dicevo prima, dietro le quinte, l'importante è farlo con l'amore, con la passione, con il sentimento, e non solo a scopo di lucro. Anche quello è importante, pure i soldi sono importanti, Comunque una però cosa. principalmente sono importanti le emozioni e le sensazioni che uno trasmette. Io quando dico fa- una cosa, la dico Sì. come spettatore, non la dico come Addetto ai lavori, come addetto ai lavori. Secondo me hai fatto un disco favoloso, Grazie. cioè proprio bello, ma lo giuro su Dio è proprio bello. Come Cioè, si dice? senza fare sviolinate, Grazie. io ho avuto la fortuna di averti Grazie. come ospite 10 anni fa in una trasmissione, ti ho portato fortuna. È vero, tu sei un po' il Diciamo che ti portafortuna. porto sempre fortuna. Che stione, Questo è che proprio- stione. perché Io dovete volevo- sapere allora che volevo a dire- qualsiasi momento su Anduani gli capita sempre una cosa importante. E questo è vero, e volevo dire a tutti gli artisti, frequentate più spesso Gennaro Sport, perché porterà fortuna anche a voi, Ti ringrazio. come l'ha portata a me, come l'ha portata anche a Franco Miraggio, perché anche Miraggio ha avuto qualche carezza di sicuro di Gennaro Sport. Io ho una canzone, il piacere di avere una canzone da Gennaro Sport che è Qual è? fantastica. Aiutami, Ah, bella. che secondo me è un capolavoro. No, secondo me, È anche stata dalla cantata- critica è stata cantata anche divinamente bene, voglio è stata dire. definita una delle canzoni più belle dell'ultimo decennio. Sì, sì. Questo fu detto e scritto dal viceprefetto Giordano, che salutiamo. Certo, affettuosamente, che ho incontrato tutti. Poi è arrangiata magistralmente da Alberto maestro Costa. Alberto Costa, che Bene, saluto. E devo dire, questa è la mia modesta interpretazione. No, grande interpretazione secondo me. Io la dico modesta, poi siete voi che... Franco, io volevo dirti una cosa invece.